Cari amici della Maratona Veneta, buondì. Ancora parliamo di questa parola qua, della parola standard, perché è una parola fondamentale. Mettete sentai, questa cosa è veramente una roba importante. Quando si parla di lingue, si dice l'italiano standard, l'inglese standard, eccetera, eccetera. Ma cosa vuol dire standard? Intanto, standard è una parola veneta. E uno può dire, vedi tu che il veneto non usa la lingua perché la parola standard dopo una parola dell'inglese. Uno potrebbe anche pensare che sia così, ma in realtà, se che pensi bene, anche in italiano e anche in tante altre lingue si dopo la parola standard, per dire appunto una roba che si standardizza. Boh. In Veneto, quando si dice la lingua veneta sia una lingua, no, perché non ha un standard, questa è una delle obiezioni, e l'altra obiezione è ecco, voi riconoscete la lingua veneta, quindi bisognerà imporre un standard. Voi imporre un standard non potremo più dire come che parliamo normalmente. Cosa è un standard? Un standard è una roba che non esiste. Un standard è un modello ideale dove che la realtà, volendo, la femo tendere a quel modello ideale. Quando che tentiamo di parlare l'italiano standard, anche se non è insegnato a scuola, tentiamo di imitare un modello che nessuno sta a terra e mai e mai l'incarnerà. E mai incarnà e mai l'incarnerà. E stesso vai per qualunque lingua, perché esiste un standard, ma sto standard è una idea. Sto standard non si può registrarlo, non è in tel mondo dell'ontologia, come si dice in filosofia, cioè quello che è, ma della deontologia, quello che varia da essere. Dunque un standard è, come dire, femo in maniera che la lingua la vaga da qua fin qua, no? E quello che c'è qua dentro è standard, quello che c'è fuori non è più standard. Ecco, va bene, ma ora cosa è un standard? Un standard è in realtà una visione statistica. Cioè, ci sono certe robe che rientrano, certe robe che non rientrano. Questo va per i prodotti, dal mangiare, quindi a banana standard è quella che secondo l'Unione Europea ha anche le curvature che ha forma là, non so neanche capire se è attiva che è il regolamento, ma non importa. Ma per farvi capire, non è che cade non se mia banane, no, che cade se banane non standard, ok? Bon. Ma per la lingua veneta, sto standard, geseo, non geseo, se il gesè come geseo, e se non il gesè serve farlo, e tutte le domande che hai a che fare con la parola standard sulla lingua veneta. Prima di tutto bisogna che ci domandiamo cosa che sia l'ontologia della lingua. La lingua, come sia? La lingua, la ze, e per definizione di lingua, se versi qualunque, ma che ne parleremo ancora, questa qua, la gade varietà, per definizione di lingua, la ze componesta delle sue varietà diacroniche e diatopiche, in te spazio e in te tempo. E ora potremmo ragionare de, non so, il veneziano de Goldoni, è un veneziano del 1700, fa parte del Veneto, e è diacronicamente in del tempo del 700, ma l'è dal punto di vista invece diatopico del spazio, l'è appunto sul veneziano. Segnate, sappiamo, non so, Luigi Meneghello, è lingua veneta, come in te spazio è quindi diatopicamente visentin, in del tempo, e se diacronicamente, del Novecento, ma tutto fa parte del sistema linguistico. Questa è una confusione importante perché tutti pensano che dalla lingua si va direttamente ai standard. Si può anche fare così, ma in realtà intrameso che è un altro passaggio fondamentale, che è quello della codifica. Cosa è la codifica? La codifica è che roba, in particolare sulle lingue, encoding, si dice in inglese, la codifica, si può dire in veneto, codifica in italiano, è tutto quello che vuoi, o codificazione, vabbè, che si passa dalla lingua che la è del suo orale alla scrittura, a mettere in codese scritto la lingua. Non si è mica detto che la codifica la comporta che quello diventa un standard. Nel tempo una buona codifica la può diventare un standard, ma un standard di cosa? Un standard orale della lingua, quindi dico la lingua la è corretta solo se si pronuncia così, oppure un standard scritto. Come dire, mi metto in scritto la lingua e ora la si parla e la si scrive, con una codifica metto in scritto la lingua, se ha di conseguenza questa ha un standard, qua se fermiamo un secondo. La codifica che si è fatto fin adesso della lingua veneta a livello moderno, è una codifica completa.
Quindi la grafia veneta ufficiale moderna della lingua veneta è una codifica, non è un standard. Dunque, quello che oralmente mi dico, qualsiasi roba che dico, sia che si deve parlare in beumat, in veneziano ancora, in veneziano del 400, in visentin dell'800, in visentin de ancora, in veneto brasiliano de Caxias do Sul o piuttosto de Santa Maria, o in Istro Veneto de Umago, qualsiasi, ognuna delle varietà venete o il veneto cipilegno, le è dentro la codifica. Cosa vuol dire la codifica? La sé che podemo semplicemente quello che uno dice, Tizio dice così, niente podemo descriverlo. A se potrà scrivere, non so, mia nonna la diceva il sesto, ma mi dico il sesto, per esempio, no? Oppure si può dire, in veneziano si dice meglio, invece in visentin si dice meglio. E se corrette tutte e due. Codifica non vuol dire butto fuori a caduni, anzi, vuol dire semplicemente metto in scritto, se mettiamo d'accordo su come che si scrive le parole venete e ognuno ha la sua varietà. Bene, e standard è ora cosa sia? E standard è un passo successivo che si può fare in diversi modi. La maggioria delle lingue la ga cernio che il standard è il se ci appare una varietà in un certo periodo di tempo. Altre lingue le cernio una varietà al presente. Altre lingue le puoi fare altre opzioni. Questi dunque due tipi, diciamo, principali di standard. Come dire, mettiamo de verghe imporre qualcosa a qualcheduno. Come si fa? Cosa c'è che si cernisse come standard? O se va sul numero dei parlanti, per esempio, o se va, per esempio, sul prestigio. Dunque, la quantità o la qualità della lingua. Per esempio, se andassimo sul prestigio, potremmo cernire il Padovan del 500, potremmo, per motivi di un certo tipo, anche il Padovan del 600, potremmo cernire, non so, il Visentin del 900, visti tanti autori, potremmo cernire ovviamente il Veneziano del 700 però. E se neanche dicessimo il standard della lingua veneta, lo basemmo sul prestigio, dove è che catemo il meglio prestigio, alla fine della Serenissima, dove lo catemo sa capitale del Stato Veneto, va bene, potrebbe anche essere che ha fatto in tanti, ma allora vuol dire che neanche vogliamo insegnare il veneziano del 700 a tutti e i primi che avremo da insegnare il veneziano del 700 sono i veneziani, perché i veneziani del 2000 non parla mia come i veneziani del 700, soprattutto non scrive mia come i veneziani del 700, perché il standard l'include dentro di lui sia imparare a scrivere correttamente, ma il standard l'impone anche per forza di cambiare la propria pronuncia. Bon. Dunque, avrissimo tutti da fare i corsi di edizione della R per studiare la R, anche se non sapevamo sai che siete 1700. Se qualcuno ha visto qualche articolo, qualche ricerca, a me mi risulta che nessuno si sia mai domandato in il 700 che sarà la R in veneziano. Mettiamo che la che fosse, ecco, dovremmo imparare tutti anche a pronunciare alla veneziana. Sto qua è il modello standard più stretto possibile immaginabile. Non so se mi arrivate a questo, non se vuoi arrivare a questo. In realtà, per adesso, dove sei che siamo con la lingua veneta, credo che sia forse il posto dove potremmo anche quasi quasi fermarsi, è questo qua. Avremo una codifica e dunque chi che parla porterà in scritto quello che lui dice. Se lui dice piazza e scriverà piazza, se uno dice piazza scriverà piazza e se dice piazza scriverà piazza. Bon, a posto, ne parleremo ancora. Ma codifica, questo è quello che si va a riconoscere quando si dice la lingua veneta. Ognuno potrà scrivere la sua, perché la lingua non è che siamo tutti della stessa famiglia, del stesso gruppo linguistico, perché abbiamo tutti lo stesso capello, del stesso colore. No, è perché abbiamo la stessa struttura, la morfosintassi che la ne dice, e tanti elementi anche di fonologia e di semantica, dunque del lessico, chi ne dice che ha la stessa lingua, perché siamo più somiglianti tra di altri, che non vuol dire compagni, rispetto a quanto che siamo ben più differenti che sono te ai furlani o ai lombardi a livello linguistico, o ai portoghesi o ai toscani, cioè all'italiano. Bon. E standard, se è obbligatorio, ecco, e standard è può nascere o perché se corre io a una variante prestigiosa o perché se corre io a un gran numero di parlanti, questo quale è raro, ma per il Veneto è assolutamente possibile, perché in Veneto che è la famosa coinè. In Veneto potremmo selezionarsi un standard sia in base al prestigio,
quindi il veneziano del 700, il mettimo che si piace, sia in base al numero. Perché, grosso modo, tutto il centro del Veneto, il famoso Veneto centrale, è fa coinè. Scusate, lo sbaglio a scrivere. Che è una parola greca che vuol dire lingua comune, che vuol dire che tutti i volgari municipali, tutte le parlate municipali dei vari posti, in realtà le si fondessero in un sistema che è praticamente lo stesso dappertutto e che i linguisti riconosce essere una roba unitaria. Boh, lo farò vedere anche su altri video. Ora potremmo basarlo su questa roba qua, sul Veneto centrale o sul veneziano del 700, o il Veneto centrale di Ancona o il veneziano del 700. Ma la domanda è, perché bisogna ingessarsi quando in realtà vogliamo camminare e, come si dice, baiare liberamente? Segnate se fermiamo a codifica e diciamo semplicemente che è standard veneto, e questa è la teoria che abbiamo elaborato facendo i 7 tamisi, dove si spiega la teoria del multistandard, che è una roba anche abbastanza innovativa, alla veneta, repubblicana, orizzontale. E standard veneto è che ognuno semplicemente scrive quello che lui dice, aderendo a una serie di regole che eseguite di scrivere quello che dico, bon, e di verificare eventuali contaminazioni. Per esempio, se uno mi scrive mi sto facendo una certa roba, ecco che il sto facendo è qualcosa che non va. Ma non perché è un confronto tra il Visentin e il Beunese, no? E quindi che modo adeguarsi al Beunese? No, perché è un confronto tra il Visentin, diciamo un Fiat Lambrade ancora, rispetto al Visentin del solo 20-30 anni fa. E tutti sapevamo che il corretto è dire mi son di andare. Bon. O per i veronesi so in via andare. Ecco, queste differenze qua, queste differenze perfettamente possibili all'interno di un multistandard. Ognuno scrive in base alla sua varietà locale. E allora la lingua la esiste, la codifica, la gese è standard, se vuoi ipotizzare la presenza di un standard, esiste il concetto di multistandard e dunque ognuno continua a scrivere e a parlare di sua varietà locale. Tutti quanti però che modo a scrivere in una maniera compatibile, parlando gli stessi attrezzi, la stessa chiave per girare il buon da 12 che vuoi a chiave da 12, non ti puoi doparare una chiave da 6, dico una chiave da 16 con dentro un tocchetto che così da girare stesso. Si tratta solo di avere precisione nel fare le robe. È un standard che è qui che mi dice ma il foresto che non sa cosa che vuoi imparare, cosa che conviene imparare. Si elabora sempre all'interno dei 7 tamisi un concetto nuovo, che è quello del macro standard. Che è quello che si dice, in teoria appunto di standard, un standard suppletivo. Cosa vuol dire? Che se ti non te è il tuo standard personale, cioè quello della tua zona, della tua area, che ti sia effettivamente, che ti devi imparare e tutto quello che te vuoi, se non te hai nessun legame particolare, te puoi doparare il macro standard. Su cosa si basa il macro standard? La convergenza tra soprattutto la quantità, cioè la presenza del Veneto centrale, e l'elemento, diciamo, specialmente le segae del veneziano, su certi ambiti, e su altri ambiti si genererà appunto a partire proprio dal coordinamento di tutto il sistema linguistico e dal confronto diatopico e diacronico, dunque degli ultimi grosso modo 800 anni, tra tutte le varietà per vedere qualche se le costante in del tempo che le va a generare questo macro standard, costante in del tempo e del spazio che si va a consolidare ancora in quello che è il sistema massimo comprensivo della lingua veneta, che è questo macro standard, che se uno non sa dove andare a sbattere a testa, se un cinese o un coreano che vuole imparare il veneto, il consiglio nostro è che almeno se vuoi andare a vivere a Venezia, che l'impare mica il veneziano del 700 ma il veneziano del Ancona, dunque il micro standard del veneziano, ma se vuoi semplicemente dire mi voglio sapere il veneto e voglio parlare mediamente con qualsiasi veneto, beh, che è questo macro standard che si basa comunque sull'esistenza di una coinè, che è una roba certificata anche a livello dei linguisti, dei professori universitari, anche in tempi mia sospetti, anche quasi 20 anni fa ormai, gli diceva che era, e non so che ancora si bisparia, Bon, anche per quello che abbiamo fatto, un po' stabile di fare un video più lungo, perché il tema era praticamente importante, e allora abbiamo fatto l'episodio di 6 che abbiamo fatto, che ne manca altri 83. Tusi, ora se vediamo domani con la maratona veneta, mi raccomando, quello che avevi visto che mi senta il telefono 2 o 3 volte, ma adesso sistemo su tutto. Bon,
Mi raccomando, tu questo video sta veramente importante anche per me stesso, per sistematizzare e farvi vedere un po' il stato dell'arte della lingua veneta. So particolarmente di domandarvi proprio se avete domande qualcosa, perché questa roba è assolutamente importante e vorrei approfondire Drio Man gli aspetti che possa essere secondo voi altri più interessanti e più importanti, fasimelo sapere sui commenti. Per non smentegarvi mai di vedere la maratona veneta, sapete intanto che esiste su YouTube, sul canale Veneto Express Channel, dove potete mettere mi piace sui video, potete commentare e soprattutto iscrivetevi al canale, che così reste sempre vi arriva in notifiche. Se truccate anche sulla campanetta, proprio vi arriva anche la mail che vi dice guarda che si è visto fuori il video. Bon. Tipo pittima del 700. Locate anche sul profilo Instagram dell'Accademia della Buona Creanza e locate anche sul profilo Facebook di Alessandro Mosselin, docente di lingua veneta. Stai connessi che così mandai in giro la gente, così finalmente tacchiamo capire di che sostanza che si è fatta sta nostra lingua. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Ho finito, giuro che ho finito.